Bene, benvenuti all'avamposto Rialto. Abbiamo un'altra bellissima serata con il tempo che ci accompagna stupendo, vedete la temperatura. Abbiamo una cosa molto particolare, un'impresa che mi sembra sia stata veramente molto meritoria da parte del Coro Marmolada, giusto? Ecco, e qua stasera abbiamo Sergio Piovegane e Giorgio Riva che ce ne parleranno del Coro Marmolada, che hanno ripreso 3 antiche collezioni di canti veneziani, una molto conosciuta anche da noi studiosi di Jacopo Foscarini, e poi altre 2, vedo, di Angelo Dalmedico e Domenico Giuseppe Bernoni, giusto, il Bernoni, che anche questa è molto conosciuta, certo. E hanno fatto un'operazione veramente meritoria perché erano 3 libri difficilissimi da trovare se non nelle biblioteche o via antiquari, e loro li hanno ripubblicati integralmente, tra l'altro mettendoli a disposizione di tutti. Qua avete, qua c'è il, quindi prendete questa, poi vi spiegheranno tutto loro, comunque su questo c'è, poi ve l'abbiamo spedito via posta elettronica. Va bene, quindi niente, volevo dirvi anche che il 2 giugno siamo tutti in vacanza alle Bahamas, l'avamposto va in vacanza alle Bahamas, se volete raggiungerci lì alle Bahamas e anche alle Antille, insomma adesso dipende, alcuni di noi sono alle Bahamas e quindi non potremo essere qua il 2 giugno, ci dispiace molto, però riprenderemo con nuova energia come al solito il 9 giugno, quindi ritornate fra di noi il 9 giugno. Bene, allora un bel applauso ancora al Coro Marmolada e ai nostri amici che ci presentano questa bellissima operazione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Giorgio Nervo, presidente. Parla forte, vai. Pronto? Allora, sono Giorgio Nervo, presidente del Coro Marmolada, l'associazione Coro Marmolada. Innanzitutto ringrazio Avamposto Rialto che ci ospita per la seconda volta. Siamo venuti qui il 3 giugno dell'anno scorso per presentare un libro sul canto dei battipali, sempre compilato dal nostro amico Sergio. Questa sera invece presenteremo un trittico di un libro di canti popolari veneziani del XIX secolo. Questi libri, come detto anche prima, sono editi online e sono stati trasposti dalle copie anastatiche da Sergio Piovesani. Sergio, come ragioniere prestato all'informatica, per 58 anni è stato corista sino a 2 anni fa, ma anche presidente e presentatore del Coro Marmolada. Debuttò infatti il 16 maggio di 60 anni fa a Fossalta. Per una ventina d'anni fu solo corista, poi a seguito dell'indisposizione del presentatore del coro si lanciò nell'impresa. Sin dall'inizio noi coristi abbiamo notato la differenza. Sergio infatti iniziò a raccontare i canti, a storicizzarli, tutto al fine di farli capire al nostro pubblico. Queste sue ricerche, assieme a quelle di altri coristi, alimentarono la rubrica Ti racconto un canto, presente nel periodico Marmoleda della nostra associazione, sempre curata e redatta da Sergio. Inoltre, poiché lui non ama rimanere con le mani in mano, per il conto del coro ha pubblicato una trentina di volumi riguardanti il canto, che potete reperire nel sito del coro nel formato PDF. Non aggiungo altro e lascio la parola a Sergio, ringraziandovi per l'attenzione. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io l'avamposto per questa opportunità. Parliamo stasera di canti popolari veneziani, quindi dei tempi passati. Questi 3 libri, dei quali vi ha già accennato il nostro Presidente, sono libri dell'800, quindi diciamo di difficile reperimento, o si va dall'antiquario o si va a leggerli in qualche biblioteca. E noi cosa abbiamo pensato? Dunque, io anni fa le ricercavo, eccetera, le ho trovati in internet le copie anastatiche, cioè proprio hanno preso il libro pagina per pagina, le hanno fotocopiati, e questo è la biblioteca, l'ho trovato presso la biblioteca digitale dell'Università di Oxford. Io l'ho tirati giù, però a leggerli così una stampa
di ormai quasi 150 anni fa, no, di più di 200 anni, e diciamo che non sono di lettura facile. E ho pensato di trasportarli nel formato che si usa nei computer, il formato si dice PDF. Allora cosa ho fatto? Ho preso questi file sarebbe il nome di questa raccolta, ogni cosa che si trova nel computer si fa il formato, e con un software particolare che si chiama OCR, e legge un testo anche in fotografia e lo trasforma in un testo utile al computer. Però sì, sembrava facile al momento, però un libro dell'800 o è macchiato, oppure quando prendono il libro e lo mettono sulla macchina, eccetera, la parte verso l'interno è sempre storta. Quindi questo programma di lettura legge sì, ma bisogna rivedere tutto. Infatti io questi libri li ho ripassati, la parte trascritta li ho ripassati per ben 3 volte ognuno, riletti tutti, eccetera, corretti, e questo è stato il mio lavoro, diciamo, anche piacevole. Allora, parliamo allora di questi libri. Questi canti contengono canti, ma contengono solo testi, perché già nell'Ottocento tanti hanno scritto, riportavano i canti popolari in tutta Italia, ma la musica la trasmettevano soltanto oralmente. Diciamo che forse nella fine Ottocento qualcuno cominciava a trascrivere la musica, soprattutto in Friuli e anche in Piemonte. A Venezia no. A Venezia le prime trascrizioni di alcuni di questi canti, che sono tantissimi, dopo vedremo, le ha fatte la Luisa Ronchini, quindi siamo negli anni 60 dello scorso secolo. E quindi diciamo sono solo testi di canti. Allora, vediamo il primo libro. Ho questi libri, come già accennato, qui ci sono dei foglietti di promemoria, li trovate in internet, e qua ci sono gli indirizzi o i link, come si dice, dove poterli reperire, consultare, scaricarli, stamparli se volete anche in parte, eccetera. Allora, il primo sono 3 libri. Il primo è Canti per il popolo veneziano di Jacopo Vincenzo Foscarini, che era poeta e letterato veneziano. La prima pubblicazione fu nel 1844. Il Foscarini, quindi siamo durante l'insurrezione contro gli austriaci, quando ci fu il governo provvisorio del 48 e del 49, Foscarini aderì a questo governo e fu anche ferito durante l'assedio di Venezia. I canti che si trovano in questo libro sono 105, però sono numerose note, più che note, commenti che accompagnano questi testi, ma non sono tanto commenti, note, sono una parola, che cosa significa, eccetera, sì, sono anche questi, ma sono commenti, cioè l'autore prende spunto dai vari canti e da quelli racconta il contesto nel quale sono nati, ma anche la storia che può ricordare questi canti. E faccio alcuni esempi. C'è un canto dove un verso parla della riva del Biasio e l'autore a questo punto si dilunga nella spiegazione molto dettagliata, 10 pagine, non poco, sulla truce storia, leggenda di Biasio di Galeria, leggenda che penso che conosciamo tutti quanti, e riferisce anche dialoghi tra i genitori dei bambini che sparivano, poi la scena in cui sono andati a prelevarlo, eccetera. Ovviamente sono tutti dialoghi
tramandati e ingranditi dalla fantasia popolare, anche perché non si sa se questa sia una storia proprio vera o sia una leggenda. Poi non mi dilungo a raccontare la storia perché penso che tutti i veneziani la conoscono. Per un altro, i titoli di vari canti lo prendono sempre dal primo verso, e c'è uno che comincia così: mio nonno ha sempre fatto il peater. Questo è da peater, peata, comincia a spiegare minuziosamente cosa fosse questa imbarcazione, a cosa serviva, eccetera. E poi si dilunga anche sempre su questo canto, su altri termini. C'è il termine traghetto, e fa la storia del traghetto dagli inizi, tutta l'evoluzione della storia del traghetto, quindi pagine su pagine di queste storie, sempre perché si riconnette ai canti e lì fa le storie. E adesso cito un altri due, cioè, per esempio la conquista di Famagosta da parte dei turchi e il successivo supplizio di Marcantonio Bragadino, e anche lì pagine su pagine di storia presa solo dalla storia veneziana, non è andato a ricercare in altre parti, anche perché Marcantonio Bragadino ha avuto un supplizio, cosa, però mica che i veneziani dicessero no. I prigionieri turchi, compreso il figlio del comandante turco, li hanno imparati. E qui a Venezia, cioè, nella storia dell'occupazione veneziana non si dice, non si racconta questo fatto, però nelle altre c'è la parte inglese e anche la parte turca, questo era una parentesi. Poi c'è anche il rapimento delle Marie, cioè qui siamo agli inizi quasi della Repubblica, negli anni, poco dopo gli anni 1000, quando appunto tutte le sposalizie avvenivano tutti lo stesso giorno a San Pietro. Allora sono arrivati i pirati narettani, hanno rubato le spose e dopo c'è stato l'inseguimento, e lui racconta tutto, l'inseguimento, la battaglia e dopo i festeggiamenti. Ma anche i festeggiamenti, per esempio, c'è stato un re di Polonia, muore il fratello che era il re di Francia, va a sostituirlo ed è Enrico III, e dalla Polonia passa per Venezia, e festeggiamenti, regate, cene in Palazzo Ducale, cene a Ca' Foscari dove era ospitato sto Enrico, e lì racconta addirittura con i piatti. Ecco, questo libro prende spunto da questi canti, che magari da una parola che trova nel canto, e va via per pagine e pagine. Questo libro, ripeto, ha 105 canti, ma è il più corposo di tutti degli altri due che seguiranno, che hanno molti più canti invece. Ecco. Io direi passiamo al secondo libro di Angelo Dal Medico, Canti del popolo veneziano. Anche questo contiene solo testi, ma sono tanti, e diciamo che sono anche una fonte preziosa per studiare i costumi, le usanze, il linguaggio dei veneziani, sia di allora ma anche degli anni precedenti, perché i canti sono anche canti più antichi, e sono canti però delle persone più umili, del popolo. E quindi troviamo villotte, stornelli, nii sono un canto particolare, non molto conosciuto, ninennali, filastrocche, e sono ben 527 testi di canti. Questo è stato stampato solo 4 anni dopo, nel 1848, e visto il periodo storico appunto, l'autore ha raccolto anche alcuni canti patriottici inneggianti alla municipalità, al governo provvisorio di allora, canti dedicati alla municipalità, a Daniele Manin, anche all'Italia e anche a Piemonte. In quel periodo sembrava fosse quello che voleva fare l'Unità d'Italia. Canti veneziani, quindi sono sia del periodo dell'autore, ma anche più antichi. E alcuni, o almeno parte di alcuni, non sono proprio nella lingua vera veneziana, risultano contaminati al toscano. E questo l'ho riscontrato anch'io, ma dopo anche l'autore. Ecco, una caratteristica, forse perché l'autore viene conosciuto appunto come letterato veneziano, ed
data anche questo dalle numerosissime note. Ci sono 512 note e non sono solo per spiegare qualche termine, per fare riferimento, non so, una parola o un testo ad altri canti, ad altre situazioni. Ad esempio a quella di Niccolò Tommaseo, che nel 1821 ha stampato un libro, Canti popolari toscani, corsi lirici e greci, e lui fa il confronto nei testi di questi canti veneziani con questi canti che aveva trascritto Tommaseo, ma anche con versi di Dante, Petrarca e Boccaccio. È un po' era un letterato studioso, quindi ha questi contatti. Allora, altre note richiamano appunto, come dicevo, la traduzione di alcuni termini veneziani meno noti e meno usuali. E in alcuni di questi specifica che però non ha trovato nulla relativamente a quel determinato modo di dire o quella determinata parola sul boerio. Boerio, il famoso vocabolario in uso che usiamo anche adesso, ce l'ho anch'io, che fu stampato nel 1829. Inoltre, prima proprio nella prefazione, sempre questo autore, prima di presentare i testi, precisa anche le regole della grafia veneziana e della pronuncia. A questo punto faccio così una parentesi. Chi scrive oggi in veneziano segue queste regole? Io direi proprio di no, si trova scritto di tutto. La parola gondola è scritta in 4 modi. Va bene, questa è il mio pallino, quello di trovare, di vedere scritto in veneziano, veramente che sia scritto in veneziano e non alla campagnola, cioè come a Milano del Ponte, insomma. E passiamo al terzo libro, dai, sarò breve. Canti popolari veneziani di Domenico Giuseppe Bernoni, che non era veneziano, lui era mantovano, studiò diritto amministrativo e fu assunto dalla allora amministrazione asburgica a Venezia, dove divenne appunto consigliere di prefettura. Però questo autore era affascinato dalle tradizioni popolari veneziane e oltre a questo libro di canti ne ha scritti anche altri, ha raccolto fiabe, leggende, tradizioni non solo di Venezia ma anche del Veneto e si trovano pubblicate anche queste. Il Bernoni scrive che lui era solo il trascrittore dei testi, che sentiva direttamente dai popolani, in maggior parte però erano popolane di sesso femminile, erano le donne che trasmettevano i canti oralmente da una generazione all'altra. E fa una precisazione che ve la leggo: se il verso non sarà sempre misurato e se si incontreranno voci e desinenze proprie più del parlare toscano, non se ne incolpi il raccoglitore, il cui proposito fu di dare questi canti nella loro originale integrità. Ecco, vedete, anche lui raccoglie questi canti e dice la cosa è stata cambiata. Allora, diciamo che questo libro è suddiviso in 12 puntate scritto, numerate con numerazione romana, e su ognuna c'è scritto costava centesimi 30. Evidentemente sono state fatte a dispense, non si sa però con che frequenza. Comunque dopo sono state raccolte nel 1872, quindi un po' di anni dopo, in un'unica pubblicazione. E i canti sono ben 675. In parte sono solo canti di 4 versi in forma di villotta. La villotta è una forma poetica al massimo di due strofe di versi ottonali. Però ci sono anche canti narrativi, discorsivi, e in alcune
in parte troviamo anche dei canti che sono conosciuti un po' in tutta Italia, in altre regioni, e quindi diciamo o importati o anche esportati in altri luoghi. E questa è una caratteristica di tutto il canto popolare. Il canto popolare è sempre stato trasmesso oralmente, quindi c'era uno che lo conosceva, era un viaggiatore, andava in un'altra parte, lo cantava, la gente lo imparava, ovviamente cambiava qualche parola, magari qualche volta anche la musica veniva modificata. Vi faccio alcuni esempi. Troviamo anche Donna Lombarda in tutte le regioni d'Italia, con tante versioni, famosissimo. Poi ce ne sono altri due, uno si intitola appunto Dov'è la Teresina e anche un'altra, Susanna al ballo, che raccontano diciamo la stessa storia. E poi questa qua la troviamo in un famoso canto trentino, interpretato dal coro della Sate di Trento, che si intitola Teresina va ti vesti. Quindi vedete, cioè, i canti vengono portati da una parte all'altra dei vari posti. Al di là di queste eccezioni, che non sono molte appunto, i canti sono soprattutto canti d'amore, spesso sono bisticci d'amore, oppure canti che ricordano il mare o le barche che andavano per mare, con le barche, con le navi sia mercantili ma anche navi di guerra, quindi le guerre contro i turchi, e ci sarà anche qualche presa in giro di qualche personaggio forse un po' strano. Allora ribadisco, questi sono solo i testi di canti, le cui musiche scritte ormai si trovano solo poche, c'era una trentina, le ha fatte la Luisa Ronchini, come dicevo prima, negli anni 60, poi io nel 2013 eccetera ho conosciuto una signorina